Faremo appello al Consiglio di Stato e crediamo fermamente che questa sentenza sarà annullata. I musulmani dell'associazione Ittihad non ci stanno e contro lo sfratto per motivi di sicurezza del TAR dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano ricorso. Lo fanno all'ombra dei grossi rami degli alberi del Parco Piraghetto, sempre a Mestre, per la preghiera del Jum'at, cioè del Venerdì Santo, l'equivalente della Domenica Cristiana. Sentenza questa del TAR che innalza muri, così nel corso della preghiera odierna. Una sentenza che ha profondamente ferito i cittadini musulmani, la società civile e tutti coloro che credono nella libertà religiosa. Riteniamo che questa sentenza sia politicamente influenzata e dimostri un atteggiamento anti-islamico. Sotto lo sguardo attento e vigile delle forze dell'ordine, poco distanti, almeno 1 migliaio di musulmani mestrini veneziani ritrovatisi al Piraghetto. Lo faranno ogni venerdì dalle 13 circa, in attesa di ricevere una risposta dal Consiglio di Stato, attesa, visti i tempi della giustizia, per la quale sarà da pazientare e non poco.